Fiabe per bambini presenta Racconti di Natale, le storie da ascoltare tutti insieme intorno all'albero. Il Natale di Anna, Tommaso e Bingo. In una grande città grigia e rumorosa, in un piccolo appartamento, vivevano due fratellini, Anna e Tommaso. Anna aveva 10 anni. Era sempre pronta a prendersi cura di suo fratello, mentre Tommaso, di 7, era un bimbo pieno di sogni e di fantasia. I due bambini trascorrevano le loro giornate a scuola, ma quando rincasavano erano sempre da soli poiché i loro genitori passavano la maggior parte della giornata a lavoro. La mamma era la domestica di una famiglia di ricchi signori, mentre il padre era il tuttofare di una ditta di riparazioni. La loro era una famiglia modesta e i due genitori dovevano darsi molto da fare, ma nonostante tutto erano sempre indietro con l'affitto. La loro vecchia zia Agata abitava nell'appartamento di fianco a loro e di tanto in tanto, quando poveretta si ricordava, andava a dare un'occhiata ai due piccoli bambini. A dare un po' di vita nel loro piccolo e freddo appartamento di città c'era il loro cane Bingo, un cucciolo che il loro papà aveva trovato sotto un ponte mentre rincasava in una gelida notte d'autunno. Quel giorno era la vigilia di Natale, ma a loro sembrava un giorno come gli altri. La mamma e il papà avevano allestito un piccolo alberello di Natale vicino al camino, ma, come sempre, non erano a casa con i loro bambini perché dovevano lavorare. I due piccoli guardavano dalla finestra e speravano soltanto che il nuovo anno potesse portare qualcosa di meglio. «Una volta tanto vorrei un Natale vero», disse Tommaso guardando fuori dalla finestra mentre Bingo gli leccava la mano. Anna sospirò, stringendosi nella coperta per scaldarsi. «Forse non possiamo avere un albero come si deve, ma se vuoi possiamo passeggiare fino alla piazza e guardare quello grande», disse Anna, cercando di sollevare il morale del fratellino. Tommaso si staccò dalla finestra, sorrise e dopo essersi infilati i vecchi cappotti e una sciarpa rattoppata, messo il guinzaglio a Bingo, uscirono nella notte gelida. La piazza centrale era un'esplosione di luci, con bancarelle colorate, vetrine addobbate e un immenso albero di Natale al centro. Gli occhi di Tommaso brillavano di stupore, ma ben presto i bambini si accorsero che Bingo tirava il guinzaglio, attratto da una piccola bottega con un'insegna di legno al lato della piazza. La bottega sembrava un luogo magico, con l'insegna che recitava «Il giocattolaio delle meraviglie». I due bambini si guardarono e, titubanti, provarono ad aprire la porta. Il negozio non era molto grande, ma ogni suo angolo era pieno di giocattoli, tutti fatti e dipinti a mano. Sembrava quasi di tornare indietro nel tempo, a un'epoca di mistero e magia dove tutto poteva essere possibile. In fondo alla sala c'era un bancone e dietro al bancone stava seduto un uomo anziano con barba bianca e occhi gentili. «Benvenuti bambini, io sono il mastro Balduino, cosa posso fare per voi?» «Buonasera, mastro Balduino, io sono Anna e lui è mio fratello Tommaso. Volevamo solo dare un'occhiata, purtroppo non abbiamo soldi per comprare nulla». Il vecchio Balduino sorrise. «Non tutto ciò che è prezioso si compra», disse tirando fuori un pacchetto avvolto in carta dorata. «Ecco, prendetelo, visto che non avete molti soldi, vi faccio io un dono speciale per Natale, ma ricordate, ci sarà una prova da affrontare». Anna e Tommaso urlarono di gioia, presero il pacchetto, ringraziarono mastro Balduino e corsero verso casa con Bingo che scodinzolava davanti a loro. Una volta arrivati, si sedettero davanti al loro piccolo albero di Natale e scartarono il pacco. Dentro c'era una piccola palla di cristallo con una scena natalizia.
un albero innevato, una slitta e un cane che correva felice e, se la scuotevano, iniziava a cadere la neve. Oh, che bella! Disse Anna. Come luccica! Disse Tommaso. Dopo un po', il piccolo chiese alla sorella: Anna, ma secondo te cosa significa che ci sarà una prova da affrontare? Anna, però, non sapeva cosa rispondere. Proprio in quel momento sentirono bussare alla porta. Oh, sei tu, zia Agata? Disse Anna aprendo la porta, ma lasciando inserita la catenella di sicurezza, poiché, come diceva sempre la sua mamma, non sai mai chi ti capita all'uscio. Aprendo, si trovarono davanti il signor Grimaldi, l'avido padrone di casa, con il solito ghigno. No, non sono la zia Agata, sono Grimaldi, il padrone di casa. Ci sono i tuoi genitori? Anna fece di no, scuotendo la testa. Siete ancora in ritardo con l'affitto. Questa però è l'ultima volta. Dì ai tuoi genitori che vi do 3 giorni per pagare l'affitto. E se non pagheranno in tempo, dovrò mettervi alla porta, disse l'uomo arcigno. Anna chiuse la porta, con gli occhi colmi di lacrime, ma cercando di trattenersi dal piangere per non far preoccupare Tommaso. Ma dentro di sé sentiva un peso enorme. Tornò sotto l'albero, dove il piccolo ancora stringeva la palla di neve tra le mani. Ma perché non ce ne va mai bene una? Vorrei avere un po' di fortuna una volta tanto, sussurrò Anna. Proprio in quel momento la palla iniziò a brillare. La stanza si riempì di una luce dorata e improvvisamente si trovarono sopra una slitta volante con Bingo che abbaiava felice. Ma dove siamo? Disse Anna. E dove stiamo andando? Chiese Tommaso, ma Anna non lo sapeva. La palla emise un raggio luminoso che puntava verso una direzione precisa. Proviamo a seguirlo, disse Anna afferrando le redini della slitta. La mappa luminosa che proiettava quella palla di cristallo indicava una vecchia strada che portava ad un magazzino abbandonato. Quando arrivarono lì, i 2 fratellini si trovarono davanti una montagna di giocattoli polverosi e abbandonati, molti dei quali sembravano aver perso il loro antico splendore. Anna, scesa dalla slitta, si avvicinò a uno di essi, un orsetto di pezza con un occhio mancante. Oh, quanti giocattoli rotti ci sono qui, disse il piccolo Tommaso. Forse non sono più utili e devono buttarli via, disse Anna titubante. Ma quando Anna prese l'orsetto in mano, sentì un lieve calore e in un istante il giocattolo tornò come nuovo, con colori brillanti e l'occhio ricucito. L'orsetto iniziò a muoversi e a camminare. Anna, l'orsetto si muove, disse Tommaso impaurito. L'orsetto li guardò entrambi e sorrise. Ciao bambini, io sono Charlie, l'orsetto, e ho un messaggio per voi da Mastro Balduino. Dice che dal momento che siete 2 bambini bravi e premurosi, dovrete far risplendere nuovamente questi giocattoli usati e portarli con la vostra nuova slitta ai bambini ammalati che stanno all'ospedale pediatrico, così che anche loro possono passare un Natale allegro e felice. Anna, ecco la prova di cui parlava Mastro Balduino, disse Tommaso. Che aspettiamo allora? Replicò la sorella. Mettiamoci al lavoro! E insieme iniziarono a far risplendere e rivivere tutti i giocattoli del magazzino. Ma mentre si davano da fare, una voce roca e minacciosa interruppe il loro lavoro. E voi che ci fate qui? Un uomo, alto e grosso, con una cicatrice sul viso, emerse dall'ombra. Era Teschio, il capo di una banda di ladruncoli. Dietro di lui, altri 3 uomini si avvicinarono con sguardi torvi. Giù le mani dai giochi, mocciosi, disse Teschio. Signore, noi dobbiamo portare questi giocattoli ai bambini in ospedale, disse supplicante Tommaso. Tu dici? Erano solo della spazzatura che era stata dimenticata in questo magazzino.
Io non so come voi abbiate fatto, ma ora sembrano nuovi di fabbrica. Credo che io e i miei ragazzi li rivenderemo e ci faremo dei bei soldi. Che ne dite, eh? Teschio e i suoi scagnozzi risero crudelmente. Anna strinse Tommaso e Bingo vicino a sé. Non potete farlo! Sono per i bambini che ne hanno bisogno! Disse Anna con voce tremante ma determinata. Teschio continuava a ridere. E sentiamo, come pensate di fermarci, eh? Fece un cenno ai suoi uomini che iniziarono a circondarli. Anna pensò velocemente e disse: Tommaso, tieniti pronto! Bingo, stai vicino a me! Poi prese la palla di cristallo e la strinse tra le mani. La luce dorata si intensificò e un vento caldo riempì la stanza. Improvvisamente i giocattoli nella montagna iniziarono a muoversi. Un soldatino di latta prese il comando, guidando un esercito di carillon, bambole e trenini che marciavano verso Teschio e i suoi uomini. Ma che cos'è questa diavoleria? Urlò Teschio mentre un aeroplanino giocattolo gli si agganciava alla giacca facendolo inciampare. L'orsetto Charlie, intanto, stava guidando una truppa di peluche che si scagliavano tutti contro gli scagnozzi di Teschio che fuggivano terrorizzati da ogni parte. Anna e Tommaso non stettero a guardare, anzi approfittarono della confusione per caricare i giocattoli più belli sulla slitta magica. Ma Teschio non si arrese. Liberatosi dell'aeroplanino, si lanciò verso di loro cercando di afferrare le redini della slitta. Ma fu allora che Bingo mostrò tutto il suo coraggio. Si frappose fra Teschio e la slitta e abbaiò furiosamente, saltando addosso al ladro e facendolo cadere un'ultima volta. Forza, saliamo! Gridò Anna tirando Tommaso sulla slitta. Con un ultimo balzo anche Bingo li raggiunse e la slitta si alzò in volo. Teschio, infuriato, li guardò sparire tra i tetti, mentre i giocattoli ribelli continuavano a suonarle a lui e a tutti i suoi scagnozzi. Anna e Tommaso, col cuore che batteva forte, riuscirono a portare i giocattoli ai bimbi dell'ospedale e quando li distribuirono, la gioia negli occhi dei bambini fece dimenticare loro ogni paura. Capirono che grazie al loro coraggio e alla loro determinazione erano riusciti a superare la prova di Mastro Balduino ed erano riusciti anche a far felici tanti bambini. Salirono nuovamente sulla slitta e tornarono a casa. Arrivati in salotto, la slitta scomparve e tornò dentro la palla di neve. I due bambini si guardarono soddisfatti e, per la stanchezza, si sdraiarono sotto l'albero di Natale e si addormentarono. Quella sera, quando i loro genitori tornarono a casa, li trovarono avvolti in una calda coperta, addormentati insieme a Bingo, che stava lì, accoccolato tra di loro. La palla di cristallo brillava ancora, come per dire che la magia del Natale li avrebbe accompagnati per sempre. Ti è piaciuta la storia? Se vuoi, ascoltane un'altra insieme a noi.